Lombardo, Crocetta e ora Musumeci sono i governatori della Sicilia che si sono succeduti dopo di lui. Totò Cuffaro, ex presidente della regione, non può fare politica attiva, non può votare per effetto della condanna subita e scontata in carcere, ma la sua popolarità, la sua esperienza, la sua passione e il suo appeal sembrano proprio non tramontare mai. Ieri sera, 24 ore dopo l'esito delle elezioni regionali, è stato ospite della trasmissione Carta Bianca in onda sulle reti Rai. Cuffaro sulla vittoria del centrodestra non ha avuto mai dubbi e ha spiegato perché. Vivo in Sicilia, sento gli umori della gente, sto in mezzo alle persone. Che vincesse il centrodestra era scontato, il voto disgiunto è ben poca cosa, è chiaro che vinceva il centrodestra e avrebbe vinto Musumeci. Avremo e abbiamo un presidente di destra-centro, ma non sono d'accordo con Gomez quando dice che ha vinto la Meloni. In Sicilia ha vinto il centro. Il 30% dei votanti di Musumeci sono di centro, il 16% di Forza Italia, il 7,5% dei popolari autonomisti e il 7% dell'UDC. Quindi è il centro il motore di questa campagna elettorale, che ha scelto un presidente di destra, persona per bene, assolutamente per bene, che è Musumeci, ma è una persona di destra. Ma qual è stato il ruolo di Cuffaro in questa competizione siciliana? Il cuffarismo, è stato detto in studio, non è stato mai così in salute. Ecco cosa ha risposto l'ex governatore. Io in questa campagna elettorale ho verificato una cosa che mi ha fatto molto piacere. Il cuffarismo era la parte peggiore, quella fatta di prebende e di scambio. E mi assumo le responsabilità. Nel passato, da presidente della regione, gestendo il potere, ho fatto anche questo, ma dentro quella parola c'era anche del cuffaresimo, c'era la capacità di stare in mezzo alla gente, di rapportarsi con le persone, di sacrificarsi a parlare con le persone sino alle 3 di mattina. Bene, in questa campagna elettorale, per quel che mi riguarda, non avendo né prebende né potere, è sopravvissuto il cuffaresimo. Ne sono molto orgoglioso, perché la passione per la politica e la capacità di rapportarsi con le persone è la cosa più importante. Vabbè, insomma, quello che purtroppo manca oggi alla politica, non solo siciliana ma italiana. Io l'ho visto anche nei giorni scorsi, quando Totò Cuffaro è per strada, è un continuo essere fermato. Ah sì, lo omaggiano tutti. No, posso dire una cosa proprio perché l'ho visto. Lo omaggiano molto. Lo omaggiano, ma soprattutto perché adesso lui non può più dare niente. Ma provate a immaginare per strada un predecessore di Cuffaro, si allontanano tutti. Invece lui continua a essere... Ma provate a immaginare, mettete per strada Crocetta o Lombardo. Era un mondo diverso, però. Ma un mondo diverso, voglio dire. Non sono paragonabili. Il cuffaresimo è un bellissimo neologismo, complimenti.